Buongiorno bellissimi, è il giorno 75. Ieri ci siamo accampati su un prato e stamattina quando ci siamo svegliati c'era un'umidità pazzesca, la tenda era bagnata, i vestiti erano bagnati e allora, anche se ci siamo svegliati alle 5:30, abbiamo deciso di rimanere nella tenda fino alle 7 in modo che arrivasse il sole per poter asciugare un po' le cose. E alla fine, tra una cosa e l'altra, partiamo ora che sono quasi le 9. Mancano solo 3 giorni a Tolosa, quindi dopodomani ci arriviamo e oggi probabilmente cercheremo di fare altri 25 km in quella direzione e saremo sempre tra campagne e paesini. Chissà se ne troviamo qualcuno particolare come l'altro ieri. E il primo concorrente è Pudis. Vediamo se c'è qualcosa di carino. Tu cosa dici? Che c'è già il cimitero. Sono le 10, abbiamo superato da un po' Pudis, che direi gnè. Che voto gli diamo a Pudis? 5. 5, concordo. E adesso siamo arrivati a Pesciodier. Pesciodier, vediamo se vale un po' di più. E vi faccio notare una cosa di cui ho parlato quando eravamo ancora in Val Chisone e Val Germanasca, che è la Croce dell'Occitania, che è quella regione non riconosciuta che comprende una parte del Piemonte, il sud della Francia e una parte del nord-est della Spagna. Ti è piaciuto Pesciodier? Era questo? Una casa. Oggi purtroppo non abbiamo trovato fontane, dobbiamo sprecare un po' di plastica. È mezzogiorno e siamo nel terzo paesino della giornata, Tulsa. E diciamo che qua prende qualche punto perché c'era un piccolo supermercato, anche se un litro d'acqua €1. Però almeno c'è cibo, dai. Ore 5, fa ancora caldissimo ma noi partiamo lo stesso e dobbiamo fare ancora circa 10-15 km per completare la tappa che ci siamo prestabiliti oggi. Sono le 6 e stiamo passeggiando in cima a una collina. Ecco, questo tipo di paesaggio e di percorso mi ricorda molto quando ero in Umbria. Marta dice che la parola passeggiare non è la parola migliore per ciò che stiamo vivendo. No, Come la definiresti? è l'inferno. È l'inferno. Qua, soffrendo, morendo. Aiutatemi! Ore 7:30 siamo finiti in una stradina bella, ripida, diciamo non del tutto sterrata, terrosa, che dura per più o meno un chilometrino. Contenta? Sì, questa è la mia faccia felicissima. Sono le 10, abbiamo mangiato, montato la tenda, ci siamo lavati e adesso andiamo a Nanna. Alla fine col caldo, anche se non abbiamo fatto tantissimi chilometri, ne abbiamo fatti circa 21, siamo belli stanchetti. Ciao bellissimi, buonanotte, ci vediamo domani. Buonanotte. Ah, è successa una cosa la scorsa notte, e cioè che il mio materassino ha iniziato a perdere forma. Non si capisce bene perché, è come se avesse una botta. Quindi io stanotte dormirò con una sorta di cuscino in mezzo alla schiena. Non c'è niente da ridere. No.
È proprio bellino così. Oh, che bello che sei, amore. Questa è una situazione grave. Buongiorno. Mangiare. Buongiorno bellissimi, giorno 76. Stanotte ho provato a dormire con quel tumore di materassino ed è stato abbastanza difficile. Mi sono svegliato 1000 volte, ho provato a metterlo sotto i piedi, dappertutto e niente, mi sa che dobbiamo cambiarlo. Per Io fortuna... personalmente ho dormito benissimo. Ah, dai. Grazie. Per fortuna domani arriviamo a Toulouse e ci fermiamo 3 notti, quindi avrò l'occasione di acquistarne uno nuovo. Partenza alle 8. Per Toulouse ci mancano un po' più di 30-35 km, quindi ci arriveremo domani. Oggi mettono pioggia nel pomeriggio e potrebbe piovere anche nei prossimi 3 giorni. Quindi siamo proprio fortunati che ci blocchiamo a Toulouse nei giorni di pioggia. Quindi adesso vogliamo fare più chilometri possibili per evitare di camminare questo pomeriggio sotto la pioggia, e il fatto che sia nuvoloso aiuta molto perché la temperatura è fantastica. Ore 9:20, siamo arrivati a Caraman, adesso facciamo un piccolo giro in centro, ma è proprio un paesino anche questo, poi facciamo la spesa e proseguiamo dritti verso Toulouse. Beh, piccolino ma carino, poi ci piacciono i mattoni. No? Sono le 10:20, le nuvole... Abbiamo mangiato dei gelati. Abbiamo mangiato dei gelati, abbiamo visto un po' il paesino, ci sono tanti mattoni e adesso abbandoniamo Caravan e andiamo in strada. È l'una, abbiamo trovato un posticino fresco dove fermarci a pranzare e adesso facciamo una pausetta dopo 15 km fatti. Ore 2:20 ripartiamo. Abbiamo mangiato qualcosina, abbiamo fatto un piccolo pisolino e però visto che verso le 5 mettono possibile pioggia, vogliamo provare a fare più chilometri possibile finché è ancora bel tempo. Ok, il navigatore ci ha portati in un punto un po' così, dovremmo andare in quella direzione e abbiamo due opzioni: o torniamo indietro oppure troviamo il modo di proseguire. Ma noi non torneremo indietro mai. Adventure my ass. Woo! Sì! Aiutami! Adventure finished. Ok, adesso cerchiamo di attraversare però senza rovinare la coltivazione, per favore. Ok. Ma è già finito. È già finito. Ok, questa adventure è durata poco. Ne facciamo un'altra? Ti ricordi quando 10 minuti fa ti ho chiesto Emilio, sei sicuro che il cammino è di là? Ti ricordi? Sì. E? È giusto, guarda. Oh, sono le 4 e siamo sull'asfalto di nuovo. Le 4? Abbiamo passato 2 ore qua. Abbiamo fatto qualcosa come 3 km in 2 ore in sentieri di campo veramente poco battuti e non facevano per niente ridere. Sono le 5:15 e stiamo entrando nella periferia di Toulouse. Per arrivare in città mancano ancora una ventina di chilometri. Mi fai un gesto di giubilo? Yeah! Ore 5:45.
Ci siamo fermati in un supermercato, abbiamo preso un po' di succo e uno yogurt e una signora ci ha consigliato di fermarci in riva a un lago per la notte con la tenda, però ci ha detto anche che c'è tipo Luna Park, quindi forse andremo oltre. Sono le 6:30 e abbiamo trovato un posticino dove ci fermeremo. Ciao! Sei felice? E tu lo sai, batti le mani. È buona quella roba? Non è carbonara. Ore 9:20, non ha ancora iniziato a piovere, ma il cielo si sta gonfiando. E noi siamo pronti! Abbiamo tutto al coperto. Ciao bellissimi, ci vediamo domani e andiamo a Tolosa! Ciao bellissimi, è il giorno 77 e oggi arriviamo a Tolosa. Sono le 7:10 circa, ripartiamo dal punto in cui ci siamo accampati e stanotte è stato terribile. Quando siamo andati a dormire faceva un caldo pazzesco, tra l'altro minacciava pioggia, quindi abbiamo messo il telo e dentro non si respirava, abbiamo sudato più di notte che di giorno. E poi a un certo punto è iniziato a piovigginare, quindi siamo usciti a sistemare meglio gli zaini e poi durante la notte verso le 2, 3, 4 del mattino ha iniziato a fare freddo, ma freddo, e avevamo tutte le cose chiuse, bloccate negli zaini perché chiaramente erano a ripararsi dalla pioggia. E insomma così. Tra l'altro il mio materassino ha ancora quel tumore gigantesco, ho dovuto tenere i piedi in alto e le anche che mi toccavano per terra e quindi chiaramente mi dovevo muovere di continuo svegliando anche la povera Marta. Oggi però abbiamo un posticino tranquillo dove dormire e recuperiamo un bel po'. Perché in fondo noi non siamo qua per vincere, siamo qua per perdere! Ha senso in inglese, penso. We're not here to win, we are here to lose! To lose! No! Ha rovinato il mio momento. Sono le 8:10 e abbiamo raggiunto Toulouse! Come ti senti? Felicissimo. Che spettacolo! Ecco, Toulouse è probabilmente quello che mi ero prefissato un po' come la metà del viaggio. Siamo in realtà già un pelo oltre la metà, però diciamo la grande città più al centro dalla partenza alla fine. Comunque è vero che sono le 10 del mattino e che è domenica, ma in città non c'è nessuno. Le strade sono tipo deserte, non c'è mezza macchina. E siamo arrivati. Contenta? Oh sì, dormire finalmente. Allora, come ti sembra? Cos'è? Ah, sì! Sì! Eccoci! Allora abbiamo fatto un controllo dell'appartamento ed è molto carino. È piccolino ma c'è assolutamente tutto l'indispensabile e la persona che ce l'ha affittato mi ha lasciato anche un rasoio per i capelli, quindi spettacolo. Mi vedrete di nuovo pelato.